entri, ti siedi e io ti dico subito, amore, ordiniamo qualcosa? Vabbè. Dice apriti un bar che oggi con la crisi che c'è l'unica cosa che la gente fa è mangiare, bevere, ma qui non entra nessuno. Mia suocera mi diceva, nipote mio, figlio mio, suocera mia, apriti un bar. È morta subito dopo, se moreva prima io non sapevo, ed era meglio. Ma intanto qualche cliente prima o poi entrerà, speriamo, perché se non entra non so che dire. Vabbè, un cliente, buonasera, buonasera. Si accomodi, si accomodi. È arrivato per fortuna che c'era tutto il bar pieno e sta trovando il posto per miracolo. Veramente non c'è nessuno? Scherza! Ora perché è venuto lei, poco fa la gente ne cafoleava che non c'entravamo. Ni cafoleava, francese, cafolier. Cioè, comunque, si accomoda, si accomoda. Anche perché le devo chiedere una cortesia. Sì. Ascolti, io sto aspettando la mia fidanzata. Ma mi fa piacere, mi fa piacere. E siccome dovrò parlare con la mia fidanzata di problemi personali, lei deve essere così gentile da essere discreto. Lei sa essere discreto? Non ce n'è più, l'ultimo l'ho venduto ora. Che cosa? Il discreto, è un aperitivo che noi facciamo. No, discreta nel senso che lei ci deve lasciare un po' in santa pace. Ci mancherebbe altro, io il tempo che viene la sua fidanzata e io... Sì, però guardi, le mani apposta perché io non sopporto essere toccato. No, ma io non è che lo tocco, questi sono gesti di simpatia. Vabbè, senta, facciamo una cosa, siccome nel frattempo vorrei leggere questa lettera così vi lascio in santa pace. Mi porti... Cosa le porto? Giusto il tempo di aspettare, mi porti l'aperitivo, per favore. Per forza deve essere. Se mi va. Ma ci va a lei. Se mi va. Ma ci va a lei, poi magari succede che poi c'è puzza. Perché deve fare puzza l'aperitivo? Non ho capito perché. Perché la stessa parola dice, no? Quale parola? Il aperitivo. Poi lei le fa e c'è puzza. Ascolti, qui non fa niente nessuno, quindi per cortesia la prego di stare al suo posto. Prendo un'altra cosa, che abbiamo tutto quello che non ce l'abbiamo. Un succo. Un succo. Ma non lo so, come lo vuoi? Uno scotch? Scotch, certo. Mi porci uno scotch. Però gentilmente mi dice che scotch vuole? Cosa, lei che scotch ha? Scotch d'arancia, scotch di banane, scotch di limone, quale vuole? Lo scotch è un liquore che io bevo pure come aperitivo. Niente, non ce l'ha. Guardi, facciamo una cosa. Aspetto la mia fidanzata. Sì, vabbè. Faccio così, quando arriverà la mia fidanzata, lei può si mettere a disposizione. Grazie, aspettiamo. mi lasci in santa pace. Grazie. Grazie. Come hai detto. Grazie. Amore mio, ciao. Che sei bella, amore. Amore mio. Siedi. gioia. Lei ci deve lasciare in santa pace. Sì, no, non si accolgo io la fidanzata. Grazie. Ti stavo aspettando, amore mio. Fatelo fare. Ma che cosa fa lei? Che cosa fa? Ma come si permette di entrare nel mio ciripiripi? Siccome lei mi ha guardato e mi ha ciripipiato a me. No, io non ho guardato niente. Va bene. Lei è invadente. Io non vedente, io ci vedo buono. Amore, stia comoda, signora. Tolga le mani, tolga. Ha capito? Sì. Altrimenti ce l'andiamo. No, restate, che fa? Che dove amore, ascoltami, purtroppo l'ignoranza è vestita anche da cameriere, quindi mi fai una cortesia, ordiniamo qualche cosa. Vuole ordinare qualche cosa? cosa? Ce lo leviamo dalle scale. Cosa ti va, amore? Vuoi bere qualcosa? Niente, amore, veramente niente. Niente, non vuoi proprio completamente. Non vuole niente. Non mi va niente. Cioè, come non vuole niente? Senti, Scusi, amore, mezz'ora che stiamo qua non vuole niente. Amore, non se ne va più questo di qua, ti prego, per cortesia. Va bene. Ordiniamo un espresso. Per cortesia, un espresso per due, grazie. Avanti. Allora, io ti volevo un espresso per due. Casomai se ci porto due cartoline lo stesso anziché un espresso. Senta, amore, un caffè ti va? Sì. Per favore, ci porti un caffè. Io ci porto. Ma adesso sparisca. Sparo. Grazie. Sparisca, Ci porto il grazie. caffè, sparo. Grazie. Amore, Amore, ma tu non io... sai da quanto tempo ti sto aspettando.
Anche io, amore. Che hai? Io Che ti hai? devo dire una cosa, che Che è forse successo? non è una cosa Che è successo? mio padre non acconsente più alle nostre nozze. È amaro. È amaro. È amaro. È amaro. E com'è che ci parla male? È amaro. È amaro. È amaro. Vada. E Vada. allora azzuccheriamo questo Amaro. caffè. Ma- Armando, addolcia questo caffè. Ma tu mi vuoi sposare? Ma amore mio dolce, sì. Mi sposi? Ma sì che ti sposerò. Ecco, così. Prima o poi ti sposerò. Sì, così è dolce, così è dolce. Così è dolce. Io lo sento, è dolce. Anzi, è dolcissimo. Però ancora non l'ho assaggiato. È Io bevo caffè, dolcissimo. non ci vedo più. È dolcissimo. Cioè, Sì, non l'ho amore assaggiato, mio. come ci ho fatto? È Prima dolcissimo. l'assaggio e poi me lo dico. Sì, è dolce. È dolce. Vada, vada, vada. Armando, allunga questo caffè, Vada, grazie. vada. Amore, Sì. ma quando potremmo sposarci? Fra quanto tempo? Tra 2 anni. No, 2 anni è lungo, è lungo, è lungo, no, è lungo, è lungo. È molto lungo. Io non È prendo il caffè, molto ci vedo tutti lungo, caffè, se no molto non lungo. vedo per sopra questo Vada. caffè, capito? Vada, senta. è lungo, vada, è lungo, vada, vado, è lungo, vada. Accorciate il caffè, Armando. Amore, non potremmo accorciare la data delle nozze? E allora se ti sembra così lungo, 2 anni, allora facciamo tra un mese. No, amore mio, è così un mese è corto, e così è corto, è troppo corto, è cortissimo così, è giusto, è corto, è corto. Vada, è corto, vada, è corto, vada, vada. Riallungiamo questo caffè, Oh. grazie. Amore, ti ho aspettato tutta la mattinata e adesso te lo devo chiedere. Per favore, mi dai un bacio? Ma no, amore, non mi sembra corretto. No, Qui ma come non ti sembra corretto? No. E invece è corretto! E invece è corretto! Caffè corretto. E invece è Ma quando me correttissimo! l'ha detto che lo voleva corretto? E invece è corretto! Troppo corretto. È troppo corretto! Armando, scorreggiamo questo caffè. amore, ti sei arrabbiato? Un poco. Amore, Eh lo vuoi un bacio? no. Adesso non lo voglio più. Adesso non lo voglio più. Sì. Adesso non lo voglio più. Io sono una persona di sani principi e non lo vuole io più. non lo voglio più. E lei che io un il uomo di caffè principio. non lo voglio più. Tu picchi No, perché il io te lo ba- metto per cappello. Come fuori! Lei è un mascalzone! Lei è un mascalzone! Lei è un mascalzone! Ora me ne è capitato. Un cliente. Ma lei, io lo conosco, si accomodi. Buonasera. Si accomodi. Buonasera, posso? Mi Scusi accomodo, che grazie, sparecchio, che buonasera. ho avuto una confusione di persone. Buonasera, finalmente un po' di riposo in un bar. Cosa che le si porto? rispetti. Per favore uno scotch. Lei aspetta la sua fidanzata? Sì, perché adesso arriva la mia fidanzata e quindi cortesemente, anzi quando arriva lo scotch e arriva la mia fidanzata, lei stia un po' in disparte perché devo voi parlare di dovete alcune cose, parlare. dobbiamo organizzare le E cose magari la personali. sua fidanzata prendete un caffè tutte e due. Eventualmente dopo possiamo prendere anche un caffè, eventualmente. Fuori. Sì. Come? Fuori. Perché? Picchi a carcagnate, fuori. Ma io uno scotch volevo. Fuori, ti Volevo scoccia riposarmi un la attimino testa al bar. io. Fuori! Fuori!